Ok, sono ritornati in diretta. Qui Barone dentro l'area. Si reclama un tocco di mano, non c'è niente per l'arbitro. Dicevo, sono trasmessi i primi 5 minuti di gara. Si era interrotta, ma siamo ancora live. Sperando di aver risolto i problemi. Palla per il Cus. Fin qui i primi 5 minuti e 30 di gioco. Ha giocato a ritmi alti, alta la pressione sia da una squadra che sia dall'altra. Qui la gira il Cus Palermo passando da Aiello. Ora Costa che si abbassa quasi alla linea difensiva per versi a prendere palla. Agnello pensa addirittura al tiro, ci ha provato ma larga la conclusione, c'è una deviazione, calcio d'angolo per il Cus. Davide, dobbiamo uscire di reparto quando lascia stare l'uomo, dobbiamo uscire di reparto. Occhio allo scambio, siamo in più. Sarà calcio d'angolo per il Cus, va a Traoré a batterla. Sono messi in mezzo all'interno dell'area, saltano tutti all'interno, non la colpisce però nessuno. Ora può allontanare la Villa Abate, si viene a proporre Fontana, non viene cercato, si vuole cercare la soluzione più in avanti, trova solo la testa però di Costa. Devi uscire tu a tamponare, ok? Sulla seconda linea il Ciati si sta fermando. Va bene, no, tu dal tuo, nella tua zona, rimani nella tua zona, si muovono tutto il tempo. Caldararo, maniscalco, tocca e basta, la manda via, alta rimessa laterale ancora una volta per Caldararo. Rimani nella tua zona. Caldararo in avanti, serve il compagno, tocco dentro a cercare Fontana, riesce a chiudere bene Piazza, ora può prendere Livigni, all'amico il giocatore in maglia giallonera. Fontana allarga dalle parti di Causi che si allarga, prova a inserire per il compagno, la palla è buona, lo insegue, Agnello riesce a chiudere. Deve stare, Sati va sui centrali. Dietro deve stare Bucca. Sì, perché dopo il primo spavento iniziale si è stabilita, almeno sembra si è stabilita la diretta. Scivola maniscalco, passa la palla di Caldararo, Agnello la manda via, Barone se la viene a prendere con la testa, ancora Barone che può andare in campo aperto, c'è Traoré. Barone, eccolo servito Traoré non ci arriva nella di rigore, ultimo tocco per il suo, il portiere la può prendere, quindi Mistretta blocca la palla, è buona l'azione del Cus Palermo, acclamato dal mister Demme in panchina. Va bene. Rimessa Cus. Va, su questa palla torna veloce, su questa palla che ha mancato di libetto, va bene, dai. Sei più alto, Bucca leggermente più alto, esci a tamponare. Va a battere maniscalco con le mani, capitano della formazione di casa. Maniscalco per Barone, col petto cerca di controllarla, resta in campo, allontana il Villabate, la manda in avanti, non la prende Piazza, un po' di confusione, Arocchio, Agnello torna dietro dalle parti di Mazzola e ora Costa, può girarsi, preferisce girare dalle parti di Aiello a Piazza, controllo lento verso l'interno del campo, poi un po' troppo lungo, la palla è buona per Traoré, scivola Caldararo per andare a prendere Traoré, doppio passo, entra in aria, Traoré ancora al limite, vuole Livigni, diventa un tentativo di passaggio per Barone, non si intendono forse i due, riesce a bloccarla Mistretta. Un passo dietro, Andrea. Rinvio lungo, Aiello la manda via, la tocca da Stolfi, ora Livigni, non c'è nessuno però che può ricevere, quindi va a due in posto e Villabate e con un altro lancio sulla fascia dall'altro lato di campo. Aiello via, spara la porta, la può mettere giù lì Causi, tocco dietro, palla persa, dietro Lonardi, non trova nessuno ai suoi, ancora palla contesa con Aiello che la manda via, Lonardi la mantiene in campo, Ignoffo a cercare, Barone trova la copertura di Loi, Piazza, dietro Ignoffo, va da Aiello e ora Agnello invece sale, palla al piede, vuole servire Livigni, alza la testa, cerca la giocata, prova a tornare dalle parti di Agnello, il tentativo è buono, prende metri Agnello, pensa al cross, eccolo che arriva all'interno dell'area, la manda via Caldararo dalla testa di Traoré. Sbaglia un'altra volta lì Causi, occhio, potrebbe essere pericoloso, Livigni ci porta fuori con la conclusione a girare, ma resta centrale, di facile amministrazione per Mistretta. Ritorna la palla tra le mani del portiere del Villabate. Ora Aiello
Agnello. Centrale, non ti perdi di vista centrale. Agnello e Traoré. Viene a prendersi palla. Traoré prova il dribbling con supera. Ancora Traoré. Allarga delle partite Maniscalco. Può arrivare il cross in mezzo. Maniscalco. Se la porta sul destro diventa quasi un tiro cross. Allontana di José Villabate qui subito. Alti ritmi per i padroni di casa che cercano di schiacciare la formazione ospite nella propria area di rigore. Devi seguire qua l'11 quando si abbassa. Che l'11 è un uomo, ti entra. Anzi, no, 30 metri. Stiamo avendo niente come stiamo No, attaccati. Palla persa, sarà Però venuto non al sei fondo. Candela, vedi al tuo lato. Come mai che non lo sei? Vedi al tuo lato, sei abbassato, lo devi seguire. Chi è troppo alto? Va bene, dai. In stretta, gioca corto. Scendi. Va Barone a portare la pressione verso il lato del campo. Sembra aver avuto buoni risultati. Infatti rimessa laterale palla riconquistata dal Cus Palermo. Rallentare, Buccavu, porta di sta palla. Dai Andrea, entra nel gioco Andri. Dai Andri. Ma spazio volato, che no, non siamo male. Orientati, Bocca, vieni. Agnello. Centrali, sta dietro. Ancora Agnello che porta palla e può prendere meta indisturbato. Va a prenderlo Licausi. Ok, aspetta. Agnello e ora Costa. Ancora una volta si abbassa all'altezza delle tre centrali di difesa. Piazza. Allarga da Peppino Ignoffo. Aiello. Torna dietro da Costa. Quasi a fare il centrale aggiunto. Con Maniscalco che da bacetto di sinistra va a attaccare la fascia. Agnello. Un'altra volta cercato Costa. Quindi Aiello. Ritorna dalle parti di Costa. Ancora fetta di ripassi già da parte del Cus Palermo. Agnello forse pensa al cross. Ritorna dalle parti di Peppo Aiello che prova il tiro da fuori. Ribatte il difensore del Villabate, giocatore del Villabate. Agnello alza la testa, pensa alla giocata. Ritorna ancora dalle parti di Costa senza fretta. Il Cus Palermo prova a impostare una nuova azione. Agnello. Livigni si viene a prendere palla, prova a impostare la giocata, 1-2 completato. Livigna, Maniscalco dentro, lascia scorrere il Cus Palermo, poi Piazza prova il tiro da lì, si spegne larga ma resta la buona azione costruita dal Cus Palermo con calma, senza fretta di forzare l'azione, ma il possesso ritorna tra i piedi dei ragazzi del Villabate. Va bene, mettila giù lì poi, Licausi Ok. lancia in avanti a cercare. Apriti sopra! Va bene. Tati, come lo mandi su 1 contro 1. Costa! Entra nel gioco, go! Se no non ci sei! Uno entra, uno esce. Sali un Costa. po', metti dentro però. Fatelo tutti e due. Dai. Costa ora Agnello. Dietro Riva e Madonino. Agnello per Traoré. Porta palla a Traoré. Traoré dietro per Livigni. Guarda, cerca, forse cambia gioco invece finta e va verso dentro del campo. Viene chiuso in regolare dall'avversario. Era Maniscalco. Mantiene il possesso della formazione maglia rossa. Però non l'ha aperto, giusto? Agnello. Eccolo che arriva il cross in mezzo a cercare Barone. Si sgancia la lontana di Liberto. Forse accusano qualche spinta, ragazzi. E Villabate prova il tiro, poi Ignoffo deviato, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Cus che resta ancora lì in attacco. Madonino, mettiti bene, prendi sta palla, Madonino. Oh, è sinistro abbastanza rapido. Allora marchiamo. Orca mistretta. Arriva il cross dentro, non la colpisce nessuno e poi la manda via. Giocatore numero 3 di Villabate, recupera Piazza. Ancora Piazza, prova a tagliare spazio per il tiro, viene chiuso. Forse sul più bello. Costa contro Fontana, la meglio Costa che può servire a Livigno, un poco passivo qui Fontana. Va Costa. Al limite serve Traoré, prova a portare sul destro, Traoré ancora, prova il tiro.
Sbilanciato forse al momento dell'impatto. L'arbitro continua a lasciare giocare. Palla che ritorna dalle mani di Mistretta. Sulla palla ci calci con iniziare veloce, Michele. Costa, Traoré. Vince un rimpallo. Traoré ancora che porta palla. A lì serve Piazza. Piazza era Costa. Costa per Agnello. Agnello e Costa. Aiello continua a girare palla bene in mezzo al campo. Il Cus Palermo ancora sta tenendo in mano la partita fin qui in questi primi 16 minuti di gara. Agnello prova il tiro e trova un super gol. Ha segnato Agnello, ci aveva già provato. Segna Agnello il gol dell'1-0. Apre le marcature il Cus Palermo, il numero 3. Da fuori, una conclusione imparabile per Mistretta. Cus Palermo 1, Villabate 0. A segno del Cus ha segnato Agnello, forse addirittura l'uomo meno atteso. Vista la sua posizione in mezzo al campo, ma già era entrato in campo in maniera abbastanza propositiva. Ci ha provato e toglie la ragnatela dalla porta di Mistretta. Cus 1, Villabate 0. Minuto numero 16:30 del primo tempo di gioco. Comanda il Cus per un gol a 0. Più concentrati di prima! Più concentrati di prima! Ora palla Villabate, Caldararo. Mister Demma letteralmente guida i suoi alla pressione, li comanda col joystick. Palla in avanti, cercare la posizione di Caldararo. Lo segue Agnello, fresco del gol, e quindi a umore a 1000 lo va a chiudere. Altra buona giocata di Agnello. Ci pensare Andrea! Ora sul 7, lì! Sul 7! È sinistro lì! Traoré contro Fontana, messo giù, si continua a giocare, forse qua arriva il fallo. Eccolo che arriva un po' di scintille in campo. Occhio al giudizio dell'arbitro. Oh! Fanno, ah no, Andrea! Sulla linea di tiro, fanno schema! Andrea, qui. Tanto in questo piccolo istante di pausa vi prego, vi invito a comunicarmi se vedete tutto bene la diretta. Con un commento, io leggo sempre tutto. Andri, attenzione! Serve un feedback da parte vostra. Arriva del fischio. Va bene! Si sgancia D'Amico. Prima lo schema. Ecco lo schema del Borussia. Palla messa in mezzo. Arriva a colpire ma non indirizzata verso la porta. Palla sul lato lontano. Qui trattenuto. Loi viene messo giù. Trattenuto. Cade e c'è calcio di punizione per il Villabate che ora prova a proporsi in avanti dopo aver subito il gol dell'1-0. Il Villabate cerca di stabilirsi all'interno della di rigore avversaria e poi vorrà mettere in difficoltà. Grazie avversario. La palla abbiamo respinta sul calcio d'angolo e ci va stare, si deve andare a stare invece se capiamo, aspetta ad ogni direzione io. O metti il colpello fai uscire. Vai! Mano, te lo dico io! Mano! Lì! Ancora, Mano! Marone, guardami, Mano! Guarda! È come giochiamo il tiro. Così! Attenzione lì! Arriva del fischio. Cross messo verso la porta. Deve arrivarci Mazzola. Che smanaccia via e poi riceve palla e la riesce a bloccare. Comunque buona esecuzione di questo calcio punizione da parte del Villabate. Ok ragazzi! Non hanno fatto niente! Dai! Ok, busca fuori, non posso. Siamo più bassi, 2-1. Sali! Non ti abbassare. Stringa, niente! Palla per Aiello. Aiello va in avanti a cercare forse Barone insieme a Piazza, si vestono un po' che per tutti e due. Palla Cusa ancora. Arriva il cross verso Traoré. Allontanata da Caldararo. La tiene Livigni. In mezzo a due maglie nere non riesce a passare Andrea Livigni. Recupera meglio la difesa del Villabate. Licausi. Dove sei, dice? Per il genere ragazza ancora la formazione ospite cercata. L'1-2. Trova solo la chiusura di Agnello verso Mazzola. Andrea, lì si caccia forte, Andrea! Concentrato, cazzo!
spazio! Va bene, non uscire. Livigni per Costa. Costa e ora Aiello. Servito Agnello. Sterza. Ritorna dalle parti di Costa. Inizia a salire, Aiello un'altra volta. Solito giro palla per poi cercare la giocata con Piazza che si abbassa per ricevere. Si gira ora. Piazza lo segue intanto Madonia. Alla uscita, l'ultimo tocco è stato nero. Rimessa per il Cus. perché non sapi che la palla è Barone contro Di Liberto. Ha avuto la meglio il numero 5 del Villabate, proprio Di Liberto. Adania, dal tuo lato sta ricevendo palla di spalle, sal! Rimessa laterale per il Villabate. Serve lo spazio! Batte D'Amico. D'Amico, palla persa e recuperata da Agnello. Altra buona giocata, Maniscalco di prima, poi si va a sovrapporre. Traoré all'interno del campo, Sterza. Ancora Traoré, tenta un tocco morbido in area, prova a tenerla Lonardi in campo, non riesce, si spegne via. Rimette al fondo per il Villabate, ancora una volta Mistretta a battere. Lo rinvia dal portiere. Ne ha due, Piazza! Un passo dietro! Il 6. Così, così Andrea, giusto Andrea! Mistretta allarga, vuole l'esterno. Passaggio non perfetto, un poco debole quello di Dastolfi, che ora cerca di recuperare, ci riesce, la tocca per ultimo, vediamo se la palla resterà in campo. No, è uscita, calcio d'angolo Cus. Stretta! Chiama a Madonia! Calcio Hai d'angolo perso Cus. un Madonia! Chiama Bim! Hai perso la testa! Sì, hai perso la testa, va bene! Intanto sono entrato nell'esatta metà di questo primo tempo di gioco, 22:30, 1-0 per il Cus, ha segnato Agnello che finora decide il risultato parziale. 3 e mezzo verso l'area di rigore, Mistretta la chiama e la fa sua, deve scappare dietro il Cus deve riposizionarsi. Tu Andrea! Mistretta serve in di difesa, Caldararo si propone, lo va a chiudere però Livigni, lancia in avanti a cercare Fontana, lo so che bene Maniscalco buono il controllo, anche altrettanto a lettura del capitano del Cus che la manda via. Caldararo, Fontana in mezzo a 3 maglie rosse, la manda via Maniscalco, poi la tiene in campo Costa, si continua a giocare, Costa, lungo linea per Barone. Barone lo insegue Di Liberto, questa volta la palla è uscita, ha avuto la meglio il numero 5 del Villabate. Rimessa laterale per Caldararo, palla riconquistata dei ragazzi ospiti. Arriva lì. Caldararo per Agnello. Forte, buccavo! Mette pressione Buccafusca insieme a Licausi. Costa riceve. Va bene così. Palla per Agnello. Sali un poco, Bucca. Agnello e ora Costa. Livigni Mettiti bene, Madonia. pensa alla giocata e ritorna dalle parti di Costa. Alza la testa, può allargare Dagnoffo. Prima va da Aiello. Aiello vuole un cross all'interno dell'area, l'attacca Barone, la controlla, prova a girarsi. Confusione, deviazione Villabate, calcio d'angolo per il Cus. Va bene Giulio. Tra le lamentele dei difensori del Villabate si sta per battere un ennesimo calcio d'angolo per il Cus, battuto corto con Lonardi. Tocco di ritorno per Traoré. Al limite vuole Livigni, forse un po' lento. Livigni mette il cross in mezzo, esecuzione non perfetta di questo corner. Loila esce per Buccafusca ma finisce per perderla. Vince il duello numero 8 Piazza. Traoré. Stretto! 10 dice. Traoré con i doppi passi, se la porta sul mancino. Scambio con Lonardi, tocco di ritorno. Traoré ancora, Sterza, vuole dentro Livigni che prova il tiro. Ha raddoppiato il Cus, ha raddoppiato Livigni. Splendida azione condotta da Traoré che dopo una serie di doppi passi completa l'uno con Lonardi, tocco all'interno dell'area, Livigni non sbaglia, fa il gol del 2-0 e qui tutto a commentarsi oltre che con Livigni, anche con la giocata di Lonardi e Traoré. Ha raddoppiato il Cus, ha raddoppiato al minuto numero 25 del primo tempo di gioco, intanto cambio il Villabate. Giulio.
forse deluso la prestazione del suo Fontana, che esce addirittura in lacrime. Organizziamo! E parliamo con l'altro! Per Terranova. Entra a Terranova al posto di Fontana. Tutto il disappunto di Fontana. Chiama Sciarello, per favore lasciatemi stare. Già stavo cambiando sullo 0-0, Vice. Per favore ti avevo chiesto! Caldararo. Barone prova a prenderla. Palla dietro, insegue Maniscalco insieme all'appena entrato Terranova. Ma me lo chiedo per... Me lo chiedo anch'io. Mazzola e Ragnello. Perché? Mazzola. Agnello. Traoré. Aiello. Aiello si prende un rischio, riesce a metterci una pezza e tornare dalle parti di Costa. Costa ora Livigni. Agnello. Agnello pensa alla giocata, invita la calma al suo portiere, ritorna al suo compagno di reparto Peppe Aiello. Costa, Agnello. Agnello e ora Aiello. Ancora si ripropone lo scambio tra i due, mette pressione Terranova. Aiello. Tocco di ritorno per Agnello, autore del gol che ha aperto le marcature sull'1-0. Gran gol, l'ha segnato al giocatore il numero 3 del CUS. Ancora giro palla ossessivo da parte del CUS Palermo, ma complice anche il buon schieramento in campo del Villabate, che non lascia spazio almeno attualmente per eventuali costruzioni da dietro del CUS. La prova ad alzare i ritmi con Aiello, che torna dietro Lignoffo. Costa. Agnello. Traoré e ora di nuovo Costa per Aiello. Traoré si abbassa per dare anche lui la mano per uscire da lì. Livigni. Livigni e poi Agnello ancora. Si ritorna dietro. Livigni. Aiello. Costa. Tanto tra la fitta dei passaggi guardate lo schieramento del Villabate e chi aspetta ogni eventuale mossa del CUS. Costa. Ancora Agnello senza fretta. Traoré. Caldararo si alza contro Traoré, che prova ora forse un po' a forzare la giocata per uscire da questa fase di gioco. Invece no, torna dietro Agnello, che serve addirittura anche Mazzola. Questo passaggio permette alla formazione di Villabate di prendere metà in campo e salire, come potete vedere ora, oltre la metà campo, a differenza di qualche secondo fa. Livigni. Palla per Piazza, ora prova a salire il CUS con Piazza, si va in avanti, verticalizza, vuole Maniscalco. Maniscalco vince il rimpallo, può servire Piazza, la posizione regolare. E invece no, arbitro fischia, l'ha visto oltre. Fermo il gioco. Secondo me no, ragazzi. Secondo me no, assolutamente. L'arbitro ha visto il giocatore del CUS oltre la linea difensiva del Villabate, ha fermato il gioco e si potrà ricominciare. Ci fermiamo di giocare. Mi piace? Una ripresa del gioco per il Villabate. Punto di libertà a battere. In avanti, Agnello salta più in alto su Licausi. La perde qui il numero 6 Viva, la prende Barone, prova a girarsi, Barone, serve tornare per attacco lo spazio, attacca il secondo palo. Traoré, ancora gioco di gambe, se la porta prova il cross di Rabona. Ci ha provato Traoré, troppo verso il portiere. La preventiva sul 9! Si ritorna dietro, cerca di uscire palla al piede il Villabate a cercare Terranova. È uscito prima Mazzola, palla che rincula dietro da Caldararo, controlla bene il giocatore del Villabate, poi si lascia che tira da Costa, deve difenderla qui Viva.
La perde, finisce buona la pressione del Cuspe che permette di riconquistare palla. Traoré allarga per la corsa di Leonardi. Pensa al cross, eccolo che arriva al raso terra, chiude bene e ferma Giulio Loi. Si scontrano i due. Ignoffo pensa al tiro, vuole l'Eurogol pure lui. Occlusione alta. La testa! Ma lui non ha il tuo telefono una guarda, Ugo. Lì non c'era una preventiva, Peppi. Scusa, chiudi il riapro. Abbassati Alessio, Caldara. Non è la prima l'ho chiusa. Ne ho avviato Non un'altra. giocare a portare qui. Leonardi, Livigni, Barone e Giumo Livigni. Risetta, mia Palla per Maniscalco. Che dico le cose, già tu parti. Ecco per ora Aiello, ancora Costa. Agnello. Agnello e Costa. No, interscambio. Costa per Aiello che ora sale. Allarga, cambia la gioca pure Livigni. Alza la testa, allarga sulla fascia di Maniscalco. Passaggio impreciso. Buona solo per la lettura di Bucafosca che lancia in avanti. Fuori misura però, regala la palla agli avversari. Davide, arriva al sostegno. Ti appoggi e giochiamo. Dai da Solfi, dai Sasi. Buono Antoni, buono. Stai facendo bene. Un minuto fu io quanto mi Non con sufficienza, Non con sufficienza. Aiello. Spingiamo, Mi state ma chiama i suoi a tenere alta la concentrazione. Piazza torna dietro la Mazzola. Ora Agnello. Allora spingo, Agnello va in avanti, Caldararo la tocca. Insegue Leonardi, ma ha avuto la meglio Bucafosca che permette di recuperare. Bucafosca ancora. Allarga per Giulio Loi. Giulio Loi. Sempre lungolina, non trova però lo scambio con Dastolfi. Palla riconquistata dal Cus. Ora Mazzola. Va bene. Pronto ad uscire, Agnello. Pronto ad uscire, Madonnina, Singi può da Stol. Costa. Agnello un'altra volta. Ora Traoré. Traoré sulla fascia contro Caldararo. Vediamo se punterà. Prova il dribbling. Vediamo. Traoré si accentra. Ritorna tra le linee da Costa. Costa alza la testa. Forza vuole il lancio. Eccolo servito. Ignoffo la riesce a domesticare e metterla bene giù. Ignoffo si gira. Va dentro. Palla attraversa quasi tutta l'area di rigore. Non ci arriva nessuno del Cus e poi cade a terra. Piazza. Fuori, se si è fatto male. Dolorante. Buttala fuori. Ancora a terra Piazza, l'arbitro ferma il Buttala gioco. fuori, che cos'è che non vi è chiaro? Piazza ferma in area di rigore, a terra. No, veramente saltichiamo. Madonnina. Giochiamo anziché parlare, giochiamo. Abba, fai i movimenti giusti. Un 2-0 ti ho chiamato solo il 10 ci sta, che io non so che ci tieni, cazzo, ci sta. Si può riprendere con Livigni che ridà la palla agli avversari. Dai ragazzi, c'è partita, Un passo dietro, no, Agnello, più stretto, Agnello. Più stretto. È buona. Lancio in avanti a cercare ancora una volta Dastolfi che non è riuscito a entrare in partita fin qui. Palla lontano, Ignoffo lo insegue a prenderla. Lo schiscione. Ma non io. 32esimo. A 32esimo già stiamo 29esimo va bene, concentriamo, mettiti bene, Bucafosca. Sì. Stretto, Agnello. Stretti, ragazzi, stretti.
Ignoffo vuole Barone, l'ultimo tocco sembra essere del Villabate, infatti è così, Ignoffo andrà a ripetere da una posizione quasi simile a prima, un'altra rimessa laterale. Altra rimessa con le mani. Devi cambiare catalano. Ignoffo va dentro la bolla a cercare Barone con la testa alla gira, non arriva nessuno, Traoré prova, ma la colpisce con un braccio, l'arbitro vede il fallo, si potrà battere il calcio di punizione all'interno dell'area di rigore per il Villabate. È chiaro che stanno giocando a 2 punti, giusto? È chiaro che adesso stanno giocando a 2 punti. È giusto o no? Mistretta va in avanti a cercare i riferimenti degli attaccanti. Agnello forse calcola male il tempo, permette a Villabate di poter mettere pressione. Maniscalco la difende, Maniscalco messo giù, subisce fallo, calcio di punizione ai danni in favore del Cus. Stanno giocando a 2 punti. Mazzola e ora Aiello. Agnello! Spingi Agnello! Mazzola ancora. Ora stringa Agnello! Ora stringa! Mazzola Sì, e sì, Aiello. Traoré. Palla per Agnello, così l'ha togliere a Mazzola. Agnello oggi sembra proprio essere in partita, non solo per il gol segnato, ma anche per la personalità che sta mettendo in campo, sia in fase di impostazione, anche in fase difensiva soprattutto. Qui Traoré, un altro che sembra essere in partita. Traoré lancia con l'esterno per Barone, controlla forse un po' a inseguire. E recupera poi il numero 8 Buccafusca, va in avanti. Dali Causi, messo giù, l'arbitro lo vede. Segnala la spinta di Agnello, calcio di punizione per il Villabate, che cerca di alzare i ritmi ora in queste ripartenze. Comunque buono, comunque buono. Siamo alti quando è dal tuo lato. Quando la palla funziona, stringi basso. D'Amico vuole il lancio lungo. Davanti Maniscalco deve difendere l'arrivo di Viva e la manda via, rimessa laterale per il Villabate che era proprio porsi davanti. Sale Caldarolo per andare a battere questa rimessa laterale. Caldararo per Buccafusca. Al calcio d'angolo, passa su Maniscalco. Buccafusca, rasoterra. Allontana Aiello, la palla è buona per Traoré. Può partire in contropiede. Traoré contro Di Liberto. Traoré ora perde forse un po' di tempo per la giocata, ma riesce bene ad allargare il suo lato di gioco. Leonardi, entra di rigore. Leonardi, cross è deviato, ci arriva in qualche modo. Barone prova il tiro, Livigni. Non c'entra la porta. Non riesce a colpire lo specchio della porta, Livigni la colpisce forse troppo sotto. La palla si alza sulla traversa. Si resta ancora solo 2-0 per il Cuspa. Aveva avuto l'occasione per trovare la doppietta personale. Livigni è riuscita a sfruttarla alla perfezione, anche se c'è stato questo un contatto dubbio all'interno dell'area. Giulio! Fai salire Di Liberto, aspetta, calmo! Adoni Onisean! Pronto a battere Mistretta. D'Amico viene chiuso da Barone, che ora sembra per fame di gol. Manca la sua firma. E c'è! Ho capito, ma si può fare se aspettiamo! Pronto a battere D'Amico. D'Amico, esecuzione sporca della rimessa laterale, sarà cambio della battuta. Pensa a marcare! Non tisa le belle che fai dietro, i dubatti! Perché la pensa una squilla a casa, se la casa. Ignoffo. Qui Barone del difensore di Liberto, che lo sta continuando a seguire, la manda via, era un'altra rimessa con le mani, pronto Ignoffo a rimettere un'altra volta in gioco. Quando siamo al minuto numero 40
In questa prima frazione di gara vede il CUS Palermo avanti di 2 gol sul Villabate. Ricordo seconda giornata del giro di ritorno. All'andata la finita 2-0 però per il Villabate. Leonardi va in avanti, la toglie via, la manda via viva. La riconquista però Piazza. Maniscalco. Ecco arriva il cross in mezzo, Barone l'attacca, ci mette il piede, calcola bene il tempo di il suo avversario, capisce che poteva affondare, però non c'entra la porta. Non mi sorprenderebbe un gol di Barone nel secondo tempo di gioco. Buccafosca la controlla perfettamente, ancora Buccafosca inseguito da Traoré che riconquista palla, ancora buona giocata di Traoré. Costa manda voto gli avversari col controllo però rientrato. Ritorna dietro senza fretta, vuole servire Agnello. Aiello. Fin qui partita totale del CUS che è entrato in campo con atteggiamento veramente sopra le righe. Mentre Villabate ha un po' subito il colpo. Almeno fin qui. Vedremo se magari al rientro riuscirà a riaprire la partita. Fin qui la partita è pienamente in mano del CUS. Agnello ad Aiello che può prendere metri, vuole andare lungo linea, non ci arriva Leonardi nemmeno Barone, soltanto D'Amico, capitano della formazione ospite, che la manda via in un'altra rimessa laterale. Non ha fretta Ignoffo di velocizzare la giocata. Come spieghi che a parte che non lo poteva No, guardi signor Mazzola, non avevo letto il suo messaggio poco fa. Comunque altra rimessa con le mani. Maniscalco prepara forse il cross, smanaccia in stretta. Ora occhio sul calcio d'angolo, occhio allo scambio, Marco! Traoré, ecco che arriva il cross. Aiello la mette giù, però ancora spera la porta. Serve Livigny che apre troppo il destro. Pegna ben larga dalla porta di Cassarano in stretta. No, vabbè, mi sembrava che avevi crossato. Alma, portala! Arriva! Ora Di Liberto va in avanti, vuole servire Buccafosca. Ma è largo, non ci arriva, rimessa laterale per il CUS. Mettiti bene da sto! Dale un poco, Madonnina! La si caccia all'interno con la si caccia all'interno Maniscalco, Barone con la testa vuole il compagno, trova però una lettura buona di Viva. Bravo, ancora! Piazza, Sigi, Buccafosca! inseguito da Terranova, ancora Piazza, torna dietro Aiello. Non perde palla mai Piazza. Aiello. E ora Agnello. Agnello e Maniscalco. Maniscalco. Traoré. Traoré ancora, doppio passo. Traoré, entra in aria. Traoré prova un'altra volta il cross, viene chiuso dal difensore avversario. Calcio d'angolo questa volta al lato sinistro del campo. Vai a marcare, Buccafosca almeno! Oggi è super in partita Traoré e ce l'ha dimostrato già con le sue super giocate. La può bloccare tranquillamente. Solo Giulio libera la Sto Villabate. dovete tagliare! Però Villabate per D'Amico. D'Amico cerca i referenti lì davanti, non può prenderla da Stolfi, palla che ritorna dalle parti di Agnello che insieme ai suoi compagni di reparto paradossalmente sembra essere il
Sembrano essere proprio i giocatori che abbiano toccato più pallone di questa partita. Proprio i difensori. Agnello ora Traoré. Scappa via, la prende Caldararo, si cerca l'inserimento di Terranova. Chiude bene Costa, consente di appoggiarsi la Mazzola e la manda via rimessa laterale. Tanto recupero, Maniscalco! 2 minuti a partire ora per il recupero. Occhio! Già batto il calcio d'angolo. La viene a prendere Terranova. Tocco di per D'Amico, palla persa e riconquistata dal Antoni! Cus. Non avete paura di tirare, Antoni! Tanti tuoi compagni sono fenomeni, puoi dare attento a occupa! E braccio! Aiello. Aiello cerca di servire Viva che la perde contro Piazza. La prende D'Amico un'altra volta. Il capitano Villabate pronto a smosse suoi. D'Amico corre sulla fascia inseguito da Costa. Ora anche da Ignoffo. Si va a chiudere il traffico. Passa ma la palla no. Costa. Poi pari conquistato. Sarà rimessa per il Villabate. Dai Mattias, dai Matti! Si continua a giocare. Licausi prova a passare. Chiusura di Leonardi. La palla resta in campo. Ancora Licausi messo giù Ignoffo. Ma va in chiusura. Alta rimessa con le mani per i giocatori ospiti. Attenzione! Dentro l'aria! Sono finiti sul cronometro 2 minuti di recupero. Vediamo se l'arbitro lascerà giocare alto. Forse sembra essere l'ultima azione. Prova a passare Terranova. Ignoffo consente di mandarla via. E sarà rimessa la trasfina del direttore di gara. Non calcio d'angolo. Maniscalco! C'è la bandierina, oh! Guardati con la bandierina che è angolo! Che vuoi? Oh! Dai pallone! Sta entrando il 10! D'Amico va dentro. Piazza salta più in alto. E arriva il fischio da parte del direttore di gara. Squadra di spogliatoi, risultato parziale di 2-0 in fuori il Cus Palermo. 6 decidono le reti di Agnello e di Livigni. Io mi silenzio un attimo, ci sentiamo appena inizierà il secondo tempo di gioco. Salutiamo!
siamo quasi pronti per ricominciare. Riprendiamo dove ci siamo lasciati, dal 2-0 in fuori il Cus Palermo contro il Villabate. Decidono ancora le reti di Agnello e di Livigni. Si può giocare, è cominciato pure il secondo tempo di gioco. Ignoffo, Piazza, oggi partita, anzi trasmissione, la partita martoriata da interruzioni, giusto in tempo alla ripresa. Barone tiene palla Barone, ma anche il suo gol, c'è da dire questo che ci sta mettendo tutta la voglia per provare a mettere anche lui la firma. Resta ancora però a secco il primo del partito, perché 10 secondi di ritardo. Qui la riconquista Terranova, Aiello riesce comunque a rimediare, poi scintille in campo, l'arbitro continua a lasciare giocare. Ignoffo, Piazza, C'è un calcio violento, attenzione a queste cose. intanto in contemporanea con noi stanno giocando le contendenti ai posti in playoff. Vince il Trapani contro Accadia Palermo Calcio, mentre il Bagheria perde in casa contro l'Atena. Quindi in questo momento il Cus Palermo sarebbe quarto in classifica. Anzi terzo addirittura, terzo in classifica, scavalcando attualmente il Gela che non ha ancora giocato. La difende Barone, in mezzo a tre maglie nere, la esce bene dal traffico, trova Maniscalco, palla un po' superficiale, può recuperare Tranova messo giù, Barone se la viene a prendere a metà campo, fa passare il pallone per Traoré, ma chiude meglio Caldararo, anticipa Maniscalco, porta palla Maniscalco, Maniscalco per Aiello, Aiello allarga per Traoré, non riesce ad arrivare alla palla a destinazione, la allontana via il numero 4 del Villabate. E poi palla che ritorna dalle parti di Mistretta. E lì singolo, no! E lì singolo, no! Caldararo vola andare centralmente alle parti di Terranova, non riesce ad arrivare alla palla destinatario. Ora lotta Costa. Viva spara la porta, Costa torna dalle parti di Diliberto. Diliberto lancia in avanti, vuole il riferimento offensivo lì, trova soltanto la chiusura però di Agnello che contiene benissimo Terranova e poi Agnello completa il disimpegno, tornando dietro da Mazzola. Piazza contro Madonia. Ora Agnello, si ritorna da Giuseppe Agnello. Agnello, Traoré prova a centrarsi, ritorna sul suo lato. Traoré ancora che oggi sta letteralmente bruciando quella fascia. Maniscalco, Livigni per Traoré, la può tenere dentro e riesce a provare al dribbling contro Caldararo. Gioco di gamma, ancora Traoré, sterza, riesce a passare, trattenuto, trova la soluzione per Barone col tacco, non completa la giocata e Caldararo difende la palla che esce via non nel rinvio dal fondo, ma c'è stato un fallo commesso ai danni di Caldararo, calcio di punizione per il Villabate. A battere va Diliberto, si avvicina anche Giroloi. Invece va a battere proprio lui. Palla per Diliberto. Mette pressione Barone, allunga il piede e infatti commette fallo. No. È rimessa laterale per... Infatti lo dicevo io, calcio di punizione per il Villabate, un po' di confusione. Falloso l'intervento di Barone col piede un po' in ritardo verso il gioco dell'avversario. La tocca un'altra volta Costa, altra rimessa con le mani. Mentre Mister Demma richiama i suoi a mantenere la concentrazione
mantenere anche il risultato. Basta un nulla per riaprire la partita, basta semplicemente un gol del Villabate per poter riaprire e quindi mettere tutto in discussione. Scivola Aiello dritto sulla palla, alta rimessa con le mani, la posizione però questa volta più avanzata di Villabate, prova a velocizzare. Caldarano va a battere. Serve lì Causi, tocca a metà, Traoré la riconquista, mette pressione. Chiuso Traoré, la palla rimbalza via da Maniscal che è uscita. L'ultimo tocco sembra essere del Custo. Infatti così rimessa per il Villabate. Altre scintille ancora, l'arbitro continua a lasciare giocare, nessuna sanzione fin qui, nessuna munizione, sta indirizzando la partita verso un match con meno interruzioni possibili e meno sanzioni, ma nonostante ciò una grande anche lettura arbitrale da parte del direttore di gara. Leonardi, è l'occasione dell'entità, Leonardi, controviva, prova il tiro Leonardi, chiuso da Mistretta che in tempi riesce a bloccarla. Buona la propensione offensiva da parte di Leonardi, ora va a riconquistare, prova anzi a riconquistare contro D'Astolfi. D'Astolfi contro Leonardi, lottano i due, poi messo giù D'Astolfi, tutto regolare, lascia giocare l'arbitro. Piazza, si sovrappone Ignoffo, Piazza ancora, scivola Madonna dietro per andare a chiudere, Piazza tiene palla, allo specchio libero, poi non più, costretto a tornare dietro dalle parti di Leonardi. Ora Aiello, di nuovo senza fretta, Agnello, Aiello, Piazza per Costa, Costa serve Traoré, orienta il controllo verso la porta e scappa via, la prende ancora Leonardi, si cerca ancora lì, Costa dentro lì, Vigni prova il tiro al volo verso il primo palo, buona l'azione costruita dal Cus, spegne dalle mani però di Mistretta che la mette in gioco, palla difficile per D'Astolfi, non può controllarla, ritorna ad Amico. Piazza salta su Madonia, Leonardi messo giù, si continua a giocare tutto regolare, palla per Livigni per Traoré, niente di fatto, riconquista bene, legge Giroloi che mette la palla fuori, c'è Leonardi a terra. Sei solo sulla destra, Mistretta palla, gioca a sostegno da D'Astolfi e solo, se chittiamo palla, ma che non sta palla. La posso parlare papà? Fino a un certo punto devo parlare. Ma perché lei sta ho detto! Adesso può mettere quella fuori. Antoni, stai calmo tu, Antoni, stai calmo! Lotta, ma stai calmo! Io infatti mi ero fermato. Lo so, però l'hai fatta arrivare troppo lì, l'hai fatta arrivare la palla, Alessio, Mister. Mister, quello l'accende dalla Sì, vai, Si potrà riprendere col Cus che darà di nuovo palla al Villabate. Può. D'Amico, capitano della formazione ospite, D'Amico, pressato la barra, toglie la palla veloce, riesce a velocitare la giocata qui, lì Causi, va a chiudere Ignoffo, ora ancora palla per Viva, riesce a passare D'Astolfi che insegue, Agnello va a chiudere, riesce a prenderla Agnello e anche a uscire palla al piede, ennesima ottima giocata, il numero 3 del Cus Palermo, oggi in partita totale, come quest'altro, come Traoré, che la mette giù. Traoré ancora, doppio passo, prova a entrare in aria, ci riesce, Traoré non passa in mezzo a due, viene chiuso e poi va avanti, poi Livigni, larga, questa conclusione. Punta sulla palla, la ripetere e te fa fare. O ta puoi. Comunque buone, prossima volta! Guardami, guardami! Gioca da un lato all'altro con Agnello che lancia la sua difesa alla metà campo, lontana verso Traoré che con estrema classe la mette giù. Poi Livigni non riesce a centrare la porta. Ci ha provato più e più volte a fare il gol della doppietta personale, non l'ha trovato fin qui.
Li Causi. Non si intende con Buccafusca, manda la palla via. Maniscalco con le mani, perde un po' di tempo. Arriva la battuta, Barone viene messo giù da Di Liberto che già era a terra. Inciampa sul difensore avversario, calcio di punizione. Però per il Villabata ha visto un fallo commesso da Barone, direttore di gara. D'Amico. D'Amico sbaglia il tocco, può servire una Piazza. Piazza, c'è l'Argotrone libero. Ancora Piazza va centralmente. La vuole Livigni, prova il tiro, Piazza! Rimbalzo pericoloso per il portiere avversario, la conclusione però è larga. Sembrava essere in traiettoria mistretta, ma non so se da lì fosse stato verso la porta il tiro, se l'avrebbe presa, se l'avesse presa. Comunque il rimbalzo era molto pericoloso. No, perché non te la legge su fuorigioco, non glielo legge. Terranova gioca di prima, forse era troppo fine, non riesce a trovare a servire il compagno. Agnello sale, palla al piede, Agnello, rincorso da Terranova, prova a verticalizzare ma finisce per perdere, la prende Madonia, la richiude un'altra volta Agnello che va su un'altra palla. Traoré, ancora Traoré, serve bene per Lonardi, forse un po' troppo lunga, non ci arriva il numero 7 del Cus, forse un po' forzata, ci ha provato comunque a riversarsi in avanti il Cus Palermo, resta sopra per 2-0 al minuto numero 56 totale, 11° del secondo tempo di gioco. D'Amico sbaglia e trova Costa che riesce a metterla giù col petto. Costa per Piazza, allarga e serve Totò Barone. Barone ancora. Piazza, arriva il cross e Traoré può controllarla col tacco. Cerca addirittura di servire Salvatore Barone, non arriva a destinatario questo passaggio. Maniscalco poi la porta fuori. Anzi non la porta fuori il difensore avversario. Barone contro Di Liberto, si tengono entrambi. C'è un fallo commesso ancora da Barone che poi calcia in porta, lo va a richiamare il direttore di gara. Non lo ammonisce, lo richiama verbalmente. Continua a condurre un'ottima partita fin qui a parer mio il direttore di gara, senza alcuna sbavatura, almeno secondo la mia opinione è quello che sto vedendo. Le marcature no, te ne prendi una. Madonia, controllo un po' fermo sul posto, ma riesce comunque a trovare la giocata. Poi D'Amico considera con Stolfi che la perde. Va bene, vai back. Dai, aspetta. Va bene? Ignoffo. Non trova Barone, nemmeno Livigni. Poi la palla alzata al campanile di Liberto. Pericolosa, altro rimbalzo. Cerca lontane D'Amico, Madonia contro Piazza, perde il duello, messo giù. Piazza si continua a giocare. Terranova. Maniscalco altezza la metà campo. Terranova la controlla bene, scambia con Madonia, poi palla a metà letta bene da Traoré, palla orizzontale di facile lettura per il numero 11 del Cus che riconquista palla. Aiello sulla fascia, pure la corsa di Lonardi. Instancabile Lonardi. Arriva l'appoggio, Peppe. Lonardi, ecco che arriva il cross, allontanato dalla difesa ospite. Da Stolfi la difende, si mette forse in difficoltà, riesce comunque a uscire, un'azione pericolosa, Barone salta il portiere, va dentro, resta lì la palla, è arrivato il gol di Traoré, avanti di 3 gol nel Cus Palermo. Qualche piccola ma grande disattenzione all'interno dell'area di rigore qui della difesa del Villabate, mette la palla in mezzo a Barone, Traoré l'attacca e fa il gol del 3-0. Cus 3, Villabate 0, ha segnato anche il Traoré. Gol che valorizza, che corona una super partita condotta dal numero 11 del Cus Palermo. Mancava solo il gol e ora a parer mio manca solo quello di Barone che sta facendo tantissimo sacrificio lì davanti. Ora ha servito anche l'assist, manca solo quello e manca ancora un'eternità, manca ancora mezz'ora, più di mezz'ora, calcolando l'eventuale recupero anche da Stolfi.
Agnello salta più in alto di tutti. Madonia vuole da Stolfi, trova Ignoffo. Palla che rimbalza da Trocchio. Lo sa che per Agnello non lo lascia passare. Oggi invalicabile la difesa rossa. Piazza dietro Livigni. Costa la tocca per Mazzola che non potrà prenderla con le mani. Si scalda tutta la panchina del QS. Questo risultato ora possono entrare anche i ragazzi della panchina. Bravo, Stringvaglia. Bravo, bravo. Agnello finta, andare la tova sull'altro. Altra buona giocata di Agnello che può andare. Costa lancia sulla fascia per Livigni, forse troppo lungo, non ci arriva Andrea Livigni. Rimessa Villabate. Giusta, è giusta. Madonia. Caldararo. Ora Licao si scambia con Madonia che lancia lunga a servire forse Buccafosca, rincorso da Agnello. Ancora Agnello che non la manda via. Prova a tenerla ancora a 3 piedi. Agnello poi messo giù, l'arbitro fischia. C'è fallo ai danni di Ma cosa? Buccafosca. Arbitro, forte! Gli fa forte! Gli fa forte, arbitro! Ah ragazzi, completamente al contrario. Giù! E qui, Ma fa ponte, gli fa ponte! E gli fischia il fallo al contrario! No, Barone! una delle prime piccole sbavature del direttore di gara. Questo fallo l'ho vista più ai danni di Agnello che di Buccafosca. Ma calcio di punizione per il Villabate. Andri! Ali! 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 A battere vanno D'Amico e da lì non riesco bene a distinguere, sembra essere Viva. Ne proverò nello schema. Scappa Viva. Poi batterà D'Amico verso la porta, addirittura Mazzola. Impresa sicura, palla di facile amministrazione per lui. Sarà il 95esimo, c'è del Bazza. Aiello e ora Lonardi. Giocare, raga! Aiello torna da Mazzola. Aiello di nuovo. Palla per Piazza. Ora servito Ignoffo. Lungolina può ricevere Lonardi. Era posizionato male per il controllo. Lascia che la palla gli spenga via. Prova a velocizzare D'Amico. Madonia. Tocco centrale, solo buona per Livigno, era contropiede per il Cus. Barone, porta palla Barone. Lo sbilancio di Liberto. Ancora Barone difende la posizione, viene messo giù al momento del tiro. L'arbitro continua a lasciare giocare. Semplice rinvio dal fondo per il Villabate. Già battuto, ma c'è Barone a terra. Che sta per rialzarsi. Anzi no. Ascolta me! Butta la fuori! Sei Moschetti! Ha messo lui! Butta la palla fuori e sei ragazzo a te! Pure l'arbitro. Ma pure l'arbitro c'è un ragazzo da vicino e lo fa giocare. Ragazzo a terra per batterli. Ma è FM, l'arbitro lo fa giocare. Cioè vengono arbitrati e gli picchiano di patatine all'arbitro. Pure ora le metto una popa e scorreranno Sarà stato Barone senza intervento allo staff medico. La palla ritorna a Villabate. D'Amico. E ora Madonia. Madonia. Non siamo abbassi! Dietro. Non ci abbassiamo! Caldararo la perde, Traoré può tenerla in campo. Riesce Traoré a passare. Ritorna Caldararo. Traoré entra in aria. Fa passare la palla a Livigni. Ha raddoppiato Livigni. Chiama il poker il Cus. 4-0. Cus Palermo 4, Villabate 0. Ha segnato il gol della doppietta Livigni. Ha segnato il gol della doppietta Livigni. Quindi un Agnello, 2 Livigni e uno Traoré. Gol del 4-0. Arbitro! Quando sembra Cambio. qualche cambio
Marcus Palermo forse ha sentito tirare Livigni, Esce 7. sta per uscire No. dal campo. Tu pure devi uscire. Ora, adesso devi uscire. Quando fuori Leonardi era già nell'area, un suo cambio. Fuori Leonardi, dentro Visconti. Quindi Cus Palermo 4, Villabate 0. Oh, ragazzi, Partita solo il 20esimo. a senso unico fin qui. Solo il 20esimo. Manca solo il gol di Barone, come dicevo. Lo dico già da tutta la partita quasi. Mancano 25 alla fine, più evento il recupero. Il risultato sarà di 4-0 attuale per il Cus. Tanto accenna qualche leggera pioggia sul campo. Cerca di passare Costa, ci riesce bene. Ritorna dietro dalle parti di Aiello. Come tutta la difesa del Cus, impeccabile fin qui. Servito Visconti, prova a scappare a D'Amico. Lo chiude. Visconti potrebbe dare una gran mano in fase offensiva lì davanti, essendo uno dei potenziali titolari. Oggi è partito dalla panchina, pronto a dare supporto a partita iniziata. Gnoffo per Barone. Prova a girarsi Barone, non riesce a centrare la porta. Ancora Barone. Barone la difende. Dietro Piazza. Ecco che arriva il cross dalle parti di Livigni, che ancora resta in campo, nonostante fosse qualche acciacco. Capitan Maniscalco. Agnello e ora Aiello che serve con Piazza. Piazza lungolina, può scambiare con Visconti. Visconti in mezzo a tre maglie nere. Ancora Piazza, allo spazio per il tiro, lo prova ma centrale esce. Questa conclusione Mistretta la blocca in maniera semplice, rimette in gioco per velocizzare le parti di Buccafusca. Seguito da Costa, lascia la palla dietro a Caldararo. Caldararo vuole verticalizzare, andare in avanti, non trova Terranova, ma la chiusura volo del suo compagno. Palla che resta nera. Ora ristabilisce Agnello e quindi Piazza. Rimaniamo concentrati. Agnello, Ignoffo. Non superficiali. Aiello, Agnello. Piazza. Anzi Costa, scusatemi. Ignoffo. Eccolo Piazza. Aiello e Agnello. Ritorna a gestire palla senza fretta il Cus, coinvolgendo quasi tutti i suoi interpreti. Traoré. Agnello e ora Aiello. Gira palla velocissima a due tocchi. Anzi ora ha spezzato le due tocchi. Costa comunque. E questo è il ritmo di gioco condotto oggi dal Cus Palermo, che conduce ora per 4-0 su Villabate al minuto numero 68 del secondo tempo di gioco. Visconti per Barone, la tiene in campo. Barone contro Di Liberto, lo segue dappertutto il numero 5 del Villabate. Palla che scorre via, può allontanare via la difesa del Villabate. Ignoffo. Intanto diamo un'occhiata alle altre contendenti dei posti in classifica, che peggioreremo tra qualche minuto. Ancora Agnello. Palla per Ignoffo. Ancora Ignoffo che tiene palla, allarga. Si ritorna dalle parti di Visconti, continua a condurre forte, una fitta dei passaggi il Cus, e qui Traoré non ha alcun tipo di difficoltà per metterla giù. Traoré ancora, vuole il tiro, Traoré lo prova, deviazione, arriva l'ennesimo gol del Cus, arriva la doppietta pure di Traoré, oggi veramente in uno stato di forma straripante. Il numero 11 del Cus ha segnato Traoré, ha fatto un altro. Ha segnato ancora Ali Traoré, gol del 5-0. Partita totale di Traoré. Ora vediamo i cambi. Intanto è entrato in campo al posto di Licausi il numero 14 del Villabate Davi. Vediamo il cambio a sostituzione in massa
del Cus Palermo. Fuori Tranè, Costa e Livigni, pronti a prendere il posto degli appena citati Marsala, De Luca e maglia numero 13 Paola. Ma c'è partita, ragazzi. 20 minuti, ragazzi. C'è partita, più di 20 minuti, ragazzi. Più di 20 minuti. Può riprendere dopo i cambi, soltanto Davì è entrato insieme a Terranova del Villabate. Continuiamo a giocare, piazza! E dai! Siamo a 4-3-3. Piazza si sposta invece nel 4-3, dice Mister Demma. Quindi cambio di formazione il Cus Palermo sul 5-0, ci può anche stare, mancano 20 minuti alla fine, sta riuscito a piovere più forte. Marsala, Paola, ora Agnello per Aiello che lascia schermo, è un po' pericolosa. Ignoffo, ora Visconti, deve prendere anche Ignoffo, la toglie via Madonia e può servire sulla corsa, l'ha appena entrato Davì. Davì ancora, seguito da Paola. Davì sbaglia, trova Piazza e ora Ignoffo, ennesima palla riconquistata. Lungolina vuole Visconti, l'attacca contro l'uscita di il numero 4 del Villabate. Aiello, da Agnello, Guardati attorno. ha pareggiato il Bagheria contro l'Atena, mentre il Trapani ha raddoppiato in casa contro l'Accademia Palermo Calcio. Quindi cambiano le sorti in classifica, vediamo. Attualmente il Cus ancora terzo a pari punti con Città di Gela che non ha ancora giocato. Comunque, in caso di vittoria potrebbe andare quarto, visti i risultati attuali, salvo quindi sorprese e modifiche dei risultati. Ci atteniamo a ciò che decide tutto campo. C'è una spinta, calcio di punizione per il Villabate. Di Liberto scambia col compagno, palla indietro da D'Amico. D'Amico allarga e manda a Davì che manca il controllo. Ignoffo va di sopra. Quindi calcio di punizione per il Villabate. Madonia pronta a rimetterla in gioco. Madonia per Di Liberto. Un'altra volta Madonia. Madonia lancia in avanti, buona di rigore a cercare proprio Davì, salta più in alto di tutti Aiello che la manda via, rimessa da tanto. Altro cambio del Cus Palermo, pronto. Entra in campo in maglia numero 15 al posto di Ignoffo. Prestia. Fuori Ignoffo, dentro Prestia. Buona la partita di Ignoffo con l'abbraccio qui col dirigente sportivo. Troppo gentile. Si può riprendere D'Amico con le mani. D'Amico a cercare Davide, tutto bene da Paola che ora sale palla al piede. Paola ancora va dall'altro lato di gioco dove c'è De Luca che attacca la fascia. De Luca dietro Maniscalco. Agnello. Paola può girarsi tutto solo, ritorna da Piazza. Si propone Visconti, non viene servito ora, si ritorna dietro. Piazza ad Aiello. Può essere contento Mister Demma per la prestazione dei suoi ragazzi oggi, per il giro palla, per non aver sbagliato quasi nemmeno
Un pallone almeno che mi sorga la mente. Ottima prestazione dal Cus che non vuole gettare via niente. Continua a tirare la palla attaccata dai suoi piedi. Agnello per De Luca che prova a orientare verso la corsa. Forse è troppo lungo, lo tiene bene Caldararo. Poi allontanata la difensore centrale del Villabate. Rimessa a Cus. Ripresi il gioco un po' a sorpresa. Ancora mancano ben 15 minuti alla fine dei tempi regolamentari. Totale parziale di 5-0 in favore del Cus Palermo, che sembra essersi preso una buona rivincita per il risultato dell'andata, in cui ha perso la prima partita stagionale per 2-0. Ora è riuscito anche a farne più di quanti ne hanno fatti avversari all'andata. Da Stolfi trattenuto, poi commette fallo Marsala, troppo irruento. Calcio di punizione per il Villabate, ancora 0 cartellini. Arbitro! Si prepara il cambio del Villabate, vediamo chi entrerà e chi lascerà il campo. Bucca. Esce 8, signor arbitro di là. Fuori Buccafosca intanto, vediamo chi entrerà. Fuori Buccafosca, dentro Catalano. E questo è il cambio ufficializzato dal Villabate. Già preso il posto in campo Catalano. Si riprenderà con un calcio di punizione per la formazione ospite. Di Liberto batte lungo questo calcio di punizione. Agnello va a vuoto. Ora Aiello insegue Terranova, la palla è dura verso Mazzola, riesce però a tenerla in campo. Mette pressione Terranova, Mazzola ancora, Prestia, Aiello, ne esce bene il Cus. Paola, e di nuovo Agnello, ne è uscito bene la situazione complicata il Cus Palermo. Aveva alzato i giri del motore della pressione il Villabate. E ora De Luca sulla fascia, cerca di prenderla. De Luca si appoggia da Barone, ancora orfano di gol, tocco di prima, palla per Visconti, è buona! Visconti ci ha provato a mettere anche lui la firma. Nessuna deviazione, solo rinvio dal fondo, palla larga di poco però. Davi vuole la corsa di Terranova, la posizione irregolare secondo l'arbitro. Terranova ancora, recupera però Aiello, tocco verso Piazza, calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo. 2 in posizione di battuta. Visco, rimani qua, Visco. Così, stava a lui. Entrava lui. D'Amico va in mezzo, palla verso l'interno dell'area. De Luca può allontanare. Ora Madonia ci prova al volo, colpisce male il pallone, si alza ben largo dalla porta difesa da Mazzola. Piazza contro Madonia e Terranova che lo colpisce, si continua a giocare, si gioca per il vantaggio, spiega il direttore di gara. Ora Prestia, Barone troppo lungo, orienta il controllo. Caldararo per Madonia, si gira al totto di gioco, vuole il suo capitano D'Amico, poi Prestia, la manda via il numero 11 da Stolfi. Sarà rimessa per il Cus, andrà a battere Prestia.
Gioca corto con Aiello. Aiello e ora Maniscalco. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di gara intanto. Pronto Aiello. E ora Agnello. Marsala e Paola. Aiello. Si vede il capitano Maniscalco. Agnello, piazza, prova ad entrare il controllo verso la porta, allarga da Visconti, lo va a prendere da via, la palla rimbalza alle parti di Piazza che continua a portare la palla, Piazza ancora, al limite dell'area, centra in pieno il giocatore avversario, ora Davi passa in mezzo a due, Davi dà una palla dove non c'è nessuno, però Caldararo non può arrivarci naturalmente, troppo lunga, rimessa laterale, ha voluto forse troppo forzare, tanto cambia in porta, Del Cus, Entra 12. fuori Mazzola che lascia il posto negli ultimi 10 minuti di gara a Galli. Il Galli ha un compito importantissimo, quello di mantenere il clean sheet alla porta del Cus Palermo. Alla Cus con Marsala che torna dietro, ora Agnello, Aiello, Piazza intanto si deve parare Galli che prova a prendersi in mano la difesa subito nei primi secondi. Piazza e ora Marsala a Paola, Paola per Prestia, c'è Visconti lungolina, non può servirlo ora, Aiello gli dà un'occhiata e va corto da Paola. Eccolo cercato Visconti sulla fascia, Visconti ancora, doppio passo, Visconti prova il cross e diventa un tiro di semplice amministrazione per avermi stretta. E Aiello mette giù Terranova, penso in maniera abbastanza involontaria, l'arbitro fischia il fallo, quindi calcio di punizione per Villabata, altro cambio, la formazione ospite, vediamo chi entra e chi esce dal posto. Fuori Viva, dentro... Vediamo chi. Entra 18. Fuori Viva, dentro il numero 18 Gambino. Tre in posizione di battuta addirittura di questo calcio di punizione. Adesso messo in avanti, sembra insidioso, Agnello riesce ad allontanarla ancora. Che è partita da parte di tutta la difensiva del Cus, ma soprattutto di Agnello che oltre ad aver tolto ogni pallone possibile ha anche fatto un super gol. Ora D'Amico, Madoni allarga, vuole il cambio di gioco, De Luca col petto che appoggia Maniscalco un poco insicuro, Agnello allontana e la manda via. Davi vuole la corsa di D'Amico, ma è troppo forte questo passaggio, non può arrivarci troppo. Ha fatto vedere sì qualcosa la video quando è entrato, ma c'è troppa frenesia. Comunque deviazione, quindi rimessa la per Villabata. Arbitro. Altro cambio nel Villabate. Esce 2. Calderà. Fuori Caldararo, dentro in maglia numero 20, sembra essere Miceli. Deve essere proprio lui. Fuori Caldararo, dentro Miceli. Si ricomincerà con l'invio dal fondo alle parti di Galli.
Maniscalco per Barone. Cerca di andare solo lui verso la porta. Lo va a prendere Miceli, resiste ai colpi Barone. Barone ancora, deviazione, la palla si alza a campanile, guardate, ora cade giù. Davvero riesce a controllarla. Barone. Dietro da Maniscalco. Agnello. Visconti la controlla bene, ora prova a puntare l'avversario. Davide lo va a chiudere, ma finisce per commettere fallo. Visconti. Calcio punizione per il Villabate. Madonia allarga sull'auto di gioco, finisce per perderla pure il difensore della formazione ospite. La riprende Marsala, Prestia e ora Maniscalco. Maniscalco. Paola piazza contro Madonia, piazza, forza fuori la porta, va da Visconti, ossigeno un poco corto, riesce a trovare il tiro Visconti col mancino. Conclusione per larga. Vediamo che ha visto l'arbitro, ha visto una deviazione e sarà calcio d'angolo per il Cus. Eccolo battuto all'interno dell'area, Iello se la va a prendere, ma forse si pesta un po' i piedi con Barone che cerca assolutamente il suo gol. E sarà rinviato al fondo per il Villabate. Facciamo sto cambio, vieni Mauro. Cambio per il Villabate. Vediamo chi entrare in campo. Sembra uscire Di Liberto. Fuori Di Liberto, dentro vediamo chi è. Andiamo, si gira a vedere il numero. Dentro Di Liberto, anzi dentro Mauro Loi, fuori Di Liberto. Questo è un altro cambio delle Villabate. Marsala. Passa Marsala, prova addirittura il tiro. È largo però. Altro cambio di Villabate. Fuori da Stolfi, dentro. Fuori da Stolfi, dentro Samuel Terranova. Ma il mister allenatore del Villabate fa entrare un poco tutti i suoi, per permettere anche ai ragazzi che hanno avuto meno minuti in campo durante questa stagione di poter anche loro giocare, anche se poco. Mancano 2 minuti alla fine, non penso ci sarà il recupero, visto è tutto ben ampio tra le due squadre. Cust 5, Villabate 0. Tocco di mano di De Luca, calcio punizione Villabate. Terranova prova a passare, scambio al compagno sempre Terranova. Ora si va sulla fascia, la palla è stata persa, rimessa laterale Arbitro. per il Cus. Altro cambio nel Villabate. Esce 10. Vieni Mato. Fuori Madonia, dentro Lo Monaco. Quindi
fuori con Daniele, dentro lo Monaco. Altro cambio ufficializzato dal mister Villabate. Minuto numero 89-40, mancano 20 secondi alla fine dei tempi regolamentari, poi penso che l'arbitro fischierà senza lasciare recupero. Maniscalco, Barone viene messo giù e dà forse o 1 o 2 di recupero, non riesco a distinguere bene da qui. Terranova, palla in avanti, può portare la palla in Villabate, al limite dell'area, in mezzo a tante maglie rosse, per l'arbitro non c'è niente, si continua a giocare. Ci ha provato Miceli a partire, ma si è trovato solo sotto 4 maglie rosse, non poteva passare. E ora Visconti, Marsala, Prestia per Aiello, mette pressione Samuel Terranova, fresco, è appena entrato. Aiello ancora, Marsala, un'altra volta Aiello, Ragazzi, bravi! gira palla bene, Agnello che gestisce benissimo il possesso. Ora va in avanti, Agnello vuole Barone, riesce a metterla giù, Barone prova il tiro, forse sente che il tempo sta per finire, vuole il gol e Barone, ora ci prova a farglielo fare. Visconti, Ce l'hai dentro! supera l'uomo Visconti, prova il tiro, la blocca Mistretta, buona la parata, buona anche la presa. Non ha servito Barone che un po' si sta mangiando le mani per la mancata marcatura. È passato il primo minuto di recupero intanto. Prestia, palla per Paola, Paola ad Agnello, Marsala ora, Marsala allarga dalle parti di Visconti, Visconti contro Davi, eccolo che arriva il cross, testo verso Barone, la manda via Giroloi. Poi il duello tra numeri 20 ha avuto la meglio Miceli che accompagna l'uscita di questo pallone, rimessa laterale per il Villabate. Ma forse per il CUS, per il CUS. C'è molta incertezza ogni volta quando l'arbitro non segnala. Va a Maniscalco, mancano 10 secondi. Va dentro Maniscalco. Barone non riesce a passare perché commette fallo. Altra interruzione, altro calcio possibile per il Villabate. È passato anche il secondo minuto di recupero. Palla allontanata, sopra la metà campo, l'arbitro ancora lascia giocare. Agnello, l'arbitro guarda il cronometro della palla, resta lì, attende il fischio dietro di gara, fischietti in bocca, arriva il triplice, fischio da parte del direttore di gara, squadre gli spogliatoi, riesce a vincere la prima partita di questo 2024, la prima partita in casa di questo 2024 il CUS, e lo fa per 5-0. Buona la prestazione, splendida prestazione da parte dei ragazzi del CUS che hanno tenuto in mano veramente la partita per 90 minuti. Io vi ringrazio per la compagnia, per